È un'ottima occasione per i giovani architetti che intendono aprire nuove attività autonome in forma sia singola che collettiva, in società di professionisti. Con queste parole Rino Lamendola, presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, esprime la propria soddisfazione per la misura Resto al Sud 2.0 attivata dal decreto Coesione. Le risorse stanziate dallo Stato, continua l'architetto Amendola, sono pari a 800 milioni di euro, consentono ai giovani professionisti e ai giovani imprenditori di acquisire un voucher iniziale di 40.000 euro estensibile a 50 per investimenti innovativi digitali o green, contributi a fondo perduto fino al 75% dei progetti entro i 120.000 euro e fino al 70% per i progetti entro i 200.000 euro. La data di apertura ufficiale delle candidature sarà fissata con un provvedimento del Ministero del Lavoro emanato entro il prossimo 20 novembre. Le domande potranno essere presentate online tramite Invitalia esclusivamente con SPID, CIE o CNS e accolte previa verifica dei requisiti richiesti fino a esaurimento delle risorse disponibili. Entro il mese di ottobre, continua il Presidente dell'Ordine degli Architetti Lamendola, terremo un seminario riservato ai giovani architetti, durante i quali esperti in materia di incentivi descriveranno le varie opportunità per i giovani per accedere ai fondi statali e comunitari finalizzati a promuovere l'apertura di nuove attività professionali in forma singola o collettiva.